in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci al consueto appuntamento con lo sportello pensionati. Vediamo subito chi c'è oggi in studio con noi. Rita Nassimbeni, che è presidentessa dell'Anteas del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno. E Tiziano Manazzone dell'FNP CISL Udine, che ricordiamo anche essere agente sociale. Buon pomeriggio a entrambi. Grazie. Grazie per essere qui. Vediamo subito da che cosa cominciamo, perché tante notizie da dare, anche dal punto di vista appuntamenti, cose di servizio, ma anche novità per quanto riguarda l'Anteas. Quindi da chi comincio? Chi preferisce? Posso partire io? Sì? Sì. Cominciamo con Anteas, Ecco. allora. Allora. Anteas, ne abbiamo parlato, abbiamo detto come opera a livello regionale e tra l'altro mi pare di aver capito che il numero di volontari che aderiscono, mi pare che stia aumentando. Sì. Ci sono sempre più persone che hanno voglia di dare una mano. Sì, stanno aumentando anche, diciamo, come dire, molti giovani con i quali noi abbiamo avuto modo in questi anni di interloquire attraverso le scuole, abbiamo avuto l'opportunità di portare i nostri, diciamo così, l'esempio di quello che può diventare volontario, quindi anche giovani si stanno approcciando, diciamo, al volontariato di Anteas e questo ci rende molto, come dire, orgogliosi, perché anche i progetti intergenerazionali che noi stiamo avviando, soprattutto anche con le amministrazioni, ma non solo, anche con la Regione, perché sempre di più la Regione attraverso la legge del terzo settore, quindi favorendo le associazioni di volontariato come siamo noi, cerca appunto di sviluppare progettualità di rete e soprattutto di inserire, diciamo, questi nuovi obiettivi di progetti di comunità. Ecco, non per niente c'è questo slogan Anteas, il volontariato che fa la differenza. Fa la differenza, sì. Cerchiamo di essere, diciamo, volontari che hanno certamente dei ruoli e degli scopi ben precisi, soprattutto per gli anziani soli e soprattutto per le persone fragili. Però ci stiamo, diciamo così, abbiamo cominciato a sviluppare una progettualità che ci porta a interloquire con tutte le associazioni di volontariato, diciamo, della Regione, perché anche dividendoci a livello di compiti e di ruoli, cerchiamo di, come dire, di portare alle persone e soprattutto alle comunità queste novità di animazione e di eventi che riguardano, diciamo, proprio lo sviluppo e la socializzazione delle persone. E di questo c'è tanto bisogno soprattutto, no? Sì, c'è bisogno. Dopo il Covid, fra l'altro, ci siamo resi conto che le persone, soprattutto le persone anziane, con le quali noi abbiamo continuato a interloquire telefonicamente, ci hanno chiesto proprio finalmente di uscire. Abbiamo cominciato a uscire, abbiamo cominciato a sviluppare anche a Udine dei progetti molto interessanti. Per dirvi, è nato da poco con la comunità Pier Giorgio il cosiddetto orto solidale, che abbiamo costruito su dei bancali che quindi possono essere utilizzati sia dalle persone anziane che dalle persone disabili, perché è un orto che si lavora in alto, cioè si lavora diciamo con la possibilità di piantare stando o seduti o in piedi e quindi non. Di solito si dice la terra è bassa, in questo caso la terra noi l'abbiamo alzata e abbiamo dato questa opportunità, diciamo, di sviluppare questo progetto. Non solo, quindi quartiere San Domenico, ma anche in Borgo Grazzano è nato un bellissimo progetto con 20 signore che hanno partecipato ad un corso di 20 lezioni con una psicologa, le quali prima hanno fatto il corso in 10 lezioni online e il resto lo hanno fatto poi in presenza.
Quindi queste sono cose di cui siamo Certo. molto, ecco, come dire, ci teniamo molto e speriamo che possano diventare anche obiettivi comuni per altri progetti, soprattutto nella città di Udine e in altri quartieri, ad esempio il quartiere Aurora, stiamo cominciando a sviluppare lì il progetto. Ecco, magari ritorniamo a riprendere dopo, Sì. no? A parlare di volontariato. Sì. Adesso scendiamo proprio negli appuntamenti, no? Nelle cose spicciole, nelle cose di tutti i giorni alle quali non si può rinunciare, perché se ci si dimentica di una certa data, poi va a finirla che si perdono, magari che si rischia di perdere dei benefici. Dico bene, Tiziano? Ecco. Posso parlare Sì. prima di tutto della situazione a livello nazionale. Vuoi prima fare un'analisi, ecco, perché anche adesso i sindacati sono molto preoccupati dalla questione del blocco dei licenziamenti. Ecco, sul blocco dei licenziamenti teniamo conto che in questo anno di Covid si sono persi più di 1 milione di posti di lavoro, che erano soprattutto di contratti a termine o di altre forme, perché sono tante forme di tipo di rapporti di lavoro. In più, solo al Ministero del Lavoro ci sono più di 90 vertenze aperte con aziende che hanno chiesto o di chiudere o di licenziare, senza tener conto poi che certe situazioni si trovano anche nelle prefetture, nelle province e anche nelle regioni. Allora, di fronte a questo fatto noi abbiamo assistito, c'è stata una grande manifestazione in 3 città. Hai partecipato anche tu? Sei riuscito a partecipare? No, non sono riuscito, però lì si è ottenuto che finalmente il governo ci ha convocato assieme alla Confindustria e si è raggiunti a un impegno che prima di tutto dei licenziamenti bisogna verificare assieme tutte le possibilità che ci sono di utilizzo degli ammortizzatori sociali, dei contratti di solidarietà, eccetera. E inoltre per alcuni settori, tipo quelli più in crisi, tipo la calzatura, la moda, eccetera, si era già stabilito, ma si è aumentato le possibilità di bloccare i licenziamenti fino al 31 ottobre. Certo. E infine si è spiegato finalmente di aprire una trattativa vera sugli ammortizzatori sociali, che devono essere estesi a tutti, no? E questo tavolo, ho detto, deve essere permanente, cioè la Confindustria, il governo e i sindacati si troveranno periodicamente per verificare tutte le possibilità di soluzione ai vari problemi. Sugli ammortizzatori sociali la nostra proposta è quella di estenderle a tutti, non solo ai lavoratori dipendenti ma anche ai lavoratori autonomi, chi oggi non le prendeva. E in più noi ribadiamo, sentivo l'altro giorno proprio il segretario dei metalmeccanici nazionale della CISL, diceva la cosa principale è quella anche della formazione. Noi abbiamo anche nella nostra realtà aziende che dichiarano di non trovare le persone professionalmente preparate e dall'altra parte abbiamo gli espulsi dal lavoro. Allora qui è necessario che quando anche si fanno gli accordi per la riduzione del personale ci sia un programma di professionalità, quindi di formazione, perché le persone possano essere introdotte nei posti di lavoro. E io penso, diceva giustamente questo, che va più dato un incentivo a chi aiuta a formare che non invece incentivo così a fondo perduto per le assunzioni. Credo che questo sarà uno dei problemi principali, quello della formazione, che si troveremo nei prossimi anni, proprio anche lo sviluppo che le imprese hanno, perché le imprese cambiano il modo di lavorare e tutto quanto, e quindi c'è necessità di mettere proprio, di verificare tutto. Difatti lui criticava anche il fatto che in questi ultimo anno di Covid non si sia lavorato proprio sul discorso della formazione, perché sarà uno dei problemi principali che dovremo e noi non vogliamo lasciare il lavoratore solo dopo aver magari usato la NASPI, non sa dove prendere. Vogliamo che ci sia un programma proprio per il suo reinserimento con un discorso legato alla formazione. Bene, e su questo degli ammortizzatori sociali so che in questi giorni si comincerà un confronto proprio al Ministero del Lavoro, con il Ministro del Lavoro.
ci sono già delle proposte precise da tutte le parti, sia dalla Confindustria che del sindacato, e si dovrà trovare una strada in modo che questi vengano utilizzati nel bene. Noi non siamo perché uno in cassa integrazione non faccia niente, siamo perché utilizzi questo periodo per specializzarsi e poter essere utilizzato in un'altra situazione. Direi a questo punto di dare il via alle telefonate 0432 57 3517 per parlare con i nostri ospiti e inviare altrimenti SMS al 351 570 5687. Intanto è arrivata una richiesta prima che cominciassimo la trasmissione. Questa persona che ha 64 anni, è un uomo, è senza reddito praticamente dal 2015, quando ha deciso di chiudere la sua attività che ha tenuto aperto per 25 anni. Lui aveva un negozio multimediale, vendeva cassette, giocattoli, libri. Ha complessivamente 31 anni di contributi, non ha voluto dirmi il nome, preferisce mantenere l'anonimato, fa dei lavoretti saltuari e quindi perché risulta senza reddito e non può tra l'altro non può neanche disporre o presentare domanda per il reddito di cittadinanza perché risulta proprietario di un immobile che non gli consente di avere i requisiti per poter accedere a questo beneficio. Quindi lui ha cercato lavoro, è andato anche all'estero, ha tentato di fare qualcosa, è stato 6 mesi a Londra, è stato 6 mesi in Australia, però adesso la situazione è quella. Lui ha 31 anni di attività. Cosa può fare questo 64enne ecco, che chiaramente non trova nuova occupazione? Con 31 anni sappiamo benissimo che l'unica strada che lui avrebbe è quella dei 67 anni della pensione di vecchiaia. Però io li consiglierei, perché è sempre meglio, difatti faccio una richiesta, un'informazione anche a tanti che gli manca pochi anni. Tra l'altro lui andrebbe a lavorare, perché proprio ha detto non trovo occupazione, visto l'età, quando sentono che ho 64 anni, lo so. Praticamente non mi prendono neanche in considerazione. Comunque questa è un'osservazione che faccio a tutti: quando sono vicino all'età pensionabile è sempre meglio venire al patronato e farsi fare un estratto certificativo che verifica cioè che tutti i contributi siano in regola, perché quella è fondamentale, perché a me succede tante volte che qualcuno vuol fare la domanda di pensione, noi prima di tutto gli facciamo l'estratto certificativo e risulta che magari qualche anno non erano coperti. Lui credeva che fossero stati coperti, quindi è meglio prima venire lì e verificare questo. E poi adesso ci sono tanti strumenti che in questo periodo del Covid sono stati utili, il reddito di emergenza e tutto quanto, e parlare e vedere se nelle sue condizioni è possibile fare qualcosa. E fra l'altro, se non l'ha già fatto, sarebbe sempre meglio, visto la sua situazione reddituale, di avere anche un ISEE, che quello ci permette anche di verificare cosa è possibile fare per lui. Però se ha questo patrimonio immobiliare... non so di quanto sia. Sì. Comunque mi ha colpito questa persona, mi ha colpito perché appunto l'ho sentita al telefono, mi ha colpito particolarmente perché più che essere interessato alla pensione, lui è interessato al lavoro. Io cerco un lavoro, vorrei lavorare. Questo bisognerebbe anche che lui passasse agli uffici di collocamento e alle agenzie varie private che ci sono, che hanno ogni tanto offerte, però prima di tutto io direi la prima cosa è venire a vedere la sua situazione contributiva e vedere se è possibile, cosa è possibile fare concretamente. Bene, ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante, rimanete con noi, a fra poco. Eccoci nuovamente in studio 0432 573517 per chiamarci direttamente qui in studio oppure inviare sms al 351 570 5687. Ritorniamo a parlare un po' di volontariato con l'Anteas, tra l'altro
quest'anno c'è anche la possibilità di aiutare l'Anteas con i 5 per 1000. Sicuro, ecco, lo sì. ricordiamo adesso, Certo. no, per non dimenticarci Certo, grazie. Quindi nel in corso della fase di trasmissione. dichiarazione dei redditi uno può, diciamo, scegliere. Noi siamo un'associazione di volontariato, quindi abbiamo un nostro codice, quindi diciamo che per noi è importantissimo se uno indica nell'Anteas l'associazione di riferimento, perché magari crede che quello che l'Anteas fa proprio rispetto agli obiettivi del volontariato diciamo, viene in qualche modo ritenuto valido, e quindi ecco, il fatto di avere, diciamo, la possibilità di mettere una firmetta, una crocetta sulla propria dichiarazione dei redditi e sceglierci, per noi è importante. Tanto più che state allargando la vostra attività un po' ovunque, no? Anche Certo. a Udine vi state ben Sì, sistemando, perché io dico. diciamo che a Udine non c'era un'associazione specifica della città, c'era un'associazione provinciale che faceva capo, diciamo, ai territori della, diciamo così, della Bassa Friulana e dell'Udinese, però abbiamo voluto in realtà costituire questa associazione perché ci siamo resi conto che sono nati questi gruppi, diciamo, locali di persone, soprattutto e prevalentemente sono signore, sono donne, le quali, diciamo, dopo un percorso lavorativo si sono rese conto che era importante nella città dare una mano, partecipare a diverse dare iniziative, il proprio contributo per dare la il proprio contributo e continuare sociale. anche la propria vita, diciamo, esprimendosi in varie come dire, opportunità di aiuto, ma anche di individuazione di bisogni, perché bisogni ce ne moltissimi, non sempre si scoprono diciamo, attraverso quelli che sono gli enti pubblici, quindi bisogna anche scoprirli facendo rete proprio fra le associazioni di volontariato. Questo diciamo, come dire, è nata questa nostra nuova associazione che appunto si chiama Udine Solidale, non a caso, proprio perché cerchiamo di essere solidali proprio con le persone sole e fragili, ma diciamo è nata anche perché dietro c'è stato un progetto che è nato da questo bisogno di questo gruppo di signore. Loro si sono trovate in diversi momenti e hanno sviluppato questo progetto che parla di emozioni e benessere emotivo. Quindi raccontandosi loro si sono scoperte che avevano qualcosa in più e quindi sono diventate volontarie, si sono iscritte all'Anteas e quindi noi le abbiamo accettate ben volentieri e inserite nel nostro gruppo udinese. Oltre a questo noi stiamo portando avanti ormai da qualche anno con il progetto IDA anche con la comunità Pier Giorgio, questo progetto di convivenza, diciamo così, tra persone anziane e disabili, perché stiamo anche sfruttando, diciamo, le opportunità offerte dalla comunità Pier Giorgio e da poco abbiamo ideato questo orto solidale che è stato, come stavamo dicendo prima, dove, diciamo così, le persone si ritrovano e socializzano piantando queste piante e scoprendo che è bello fare l'orto insieme. C'è un messaggio, se non mi sbaglio, che ho sentito da voi, che a luglio arriva la 14ª. Ho 69 anni, ma non arriva niente. E tra l'altro proprio oggi, no, in scaletta c'erano tutte le questioni legate alla 14ª. 69 anni non arriva niente. Perché allora, non arriva niente? Perché il reddito troppo alto? Ecco, ci sono tre cose che bisogna specificare per la 14ª. Gli anni di contributi che partono fino a 15, da 15 a 25, oltre 25, ci sono il limite di reddito, quindi ad esempio viene calcolato più di 1,5, cioè 1,5 volte il trattamento minimo, cioè fino a 10.000 e qualcosa di reddito, e poi c'è anche fatto l'ultimo accordo che abbiamo fatto alcuni anni fa che è passato fino a 13.000 euro. Chi prende più di 13.741 euro all'anno non ha diritto alla 14ª, quindi sono questi i criteri. L'età, quindi questa signora ha 69 anni, gli spetterebbe, c'è il reddito e c'è gli anni di contributi. Quindi se lei deve verificare sulla sua dichiarazione di redditi
quanto reddito ha e verifica se questo gli spetta. Se non dovesse averlo avuto, bisogna, perché è successo in quest'ultimo periodo, perché l'INPS va a fare una verifica, adesso fa la verifica mi sembra 2018-2019, se chi non fa la dichiarazione di redditi deve comunque fare il RED, cioè venire nei nostri uffici del CAF e fare il RED, perché se loro non fanno la dichiarazione di redditi l'INPS non può verificare. L'altro anno è arrivato a molti, quella 2017, c'è il pericolo, se questi non fanno il RED, che non gli venga data la 14ª. Così per chi ha l'integrazione al minimo e tutto quanto, devono stare attenti, se non fanno il 730, di fare il RED. Ecco. Perché è importante per stabilire la 14ª, quindi lo prende chi prende sotto una certa cifra, che è 13.741, no, 13.909 per chi ha 25 anni di contributi. Ecco, ed è arrivata una segnalazione, devo restituire 49.000 euro, io penso che abbia scritto giusto sul messaggio, all'INPS per aver lavorato 14 giorni in regola come pensionato quota 100. Non è eccessiva la punizione? Così scrive? Qui bisogna capire effettivamente 49.000 euro deve restituire? Qui è scritto così. È possibile, Tiziano, che ci siano... Allora, sulla quota 100 c'era quel limite di 5.000 euro se lavoravi. Io non so quanto ha preso. Qui lei ha scritto che ha lavorato, per aver lavorato lui o lei, non lo so, per aver lavorato 14 giorni in regola come pensionato allora, quota 100. No, perché era 5.000 euro, non credo che sia... Comunque prenda quella lettera che gli hanno dato e vediamo, può darsi che sia anche un errore dell'INPS, non è... Me lo auguro, perché 49.000 euro sono effettivamente una cifra un po' alta. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, ho chiamato io la signora di 69 anni della 14ª. Ah, ecco signora, bene, ha fatto bene a chiamare. Allora, il reddito non c'è perché ho 500 euro al mese, no? Quindi 500 euro al mese non sono tanti. No. Ho però 15 anni di lavoro perché sono una giovane lavoratrice, ho cominciato a 15 anni, no? Sì. Quindi questo reddito non capisco cos'è, perché noi diamo mio marito al commercialista. Ma non c'entra il reddito suo sulla 14ª, non c'entra quello del marito. No, è il marito che porta le carte mie al commercialista, quindi io non capisco cos'è questo RED da fare. Il RED è si fa di solito al CAF perché adesso... Ma lo può far fare al commercialista? Commercialista, sì. Ah, allora chiedo quello lì. Quello chiede il RED, ma comunque lei la prende o no la 14ª? No, non c'era. Ha solo la pensione? Sì. Allora c'è qualcosa che... Non gli è mai arrivata una lettera dell'INPS di dare le informazioni del RED e tutto quanto? Niente, perché di solito loro mandano una lettera chiedendo di fare il RED del 2017. Abbiamo avuto problemi col commercialista che ha avuto malattia e dove abbiamo dovuto anche cambiare. E allora per verificare se arriva o non arriva questa 14ª, in banca non è arrivata. E bisognerà fare questa famosa carta che dice lei, chiederemo al prossimo commercialista. Allora. Sì, che può chiedere anche per gli anni passati se aveva diritto a questo reddito. Ho capito. Sì, perché comincia da che età la 14ª? Da 64 anni. Ah, allora sì. Al compimento dei 64 anni di età, anche se poi a quelli viene pagata a fine anno, anche se uno compie gli anni ad agosto, poi gli pagano la 14ª per i 4 mesi. Va bene, allora vediamo di far fare questa carta. RED si chiama? Il RED si chiama, Va bene, grazie. Niente. Signora, grazie per aver chiamato, ha fatto molto bene a telefonare, perché così ha potuto chiarirsi direttamente, no? Sì, che con i messaggi un pochino. Grazie. Grazie a lei, signora, per aver chiamato. Buonasera. Torniamo a parlare di volontariato, così parliamo un po' di volontariato, un po' di problematiche sociali. Certo.
Anche perché comunque penso che i ragionamenti che fa il patronato sono importanti anche per, diciamo, anche per collegarci un po' a tutto il ragionamento che facciamo. Siete collegati anche al patronato? Beh, diciamo oppure anche alla stessa FNP, no? Sì, diciamo che l'Anteas è nata con il patronato e con l'FNP a suo tempo, è nata proprio da una costola, si è costituita questa associazione, Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, da qui la sigla, si è costituita però, diciamo, come associazione di volontariato è autonoma, cioè ha una sua autonomia di decisione e anche di scelta di progettualità, però è ovvio che facendo capo, diciamo, a un sindacato come quello della CISL, ecco, noi ci preme dire sempre che parte anche dei nostri volontari sono ex operatori CISL o comunque, diciamo, pensionati FNP CISL, quindi noi lavoriamo in casa. Scusa, abbiamo una telefonata, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Il signor Cenedese Alvaro. Buonasera signor Alvaro, prego. Sì. Io praticamente ho un problema, praticamente che mi è mancata la mamma. Lei percepiva dall'INAIL la rendita, praticamente, ecco, allora adesso che lei è mancata, no? Alla mamma rispetta qualcosa da parte dell'INAIL oppure no? Ma a chi dovrebbe mancare? Alla sua mamma? Cioè lei è stata liquidata fino al mese in cui è vissuta da parte dell'INAIL? Praticamente la mamma no, percepiva da parte del papà per via dell'amianto la rendita INAIL. Adesso la mamma è mancata. Anche lei? Allora, non lo so se l'INAIL deve dare qualche... No, l'INAIL gli dava a sua madre perché probabilmente suo papà, che aveva avuto, era lui l'infortunato, lui era morto a conseguenza anche dell'infortunio che aveva avuto, allora a sua mamma gli spettava questa rendita. Adesso lei non era a carico di sua mamma, penso. No, allora... io avevo la mamma, avevo preso un appartamento e abitavo incomodato. No. Questo non gli spetta più altro. Beh, praticamente non gli spetta niente, basta. Sì. Ecco, basta. Va bene. Va bene? Sì, perché sa, se gli spettava dovevo andare all'ufficio di gli è aspettato sua mamma perché suo papà, perché ad esempio se uno muore ad esempio a me è successo una persona che è morta di altra malattia ma aveva la rendita INAIL, alla consorte, a quella che ha preso la reversibilità, non gli è aspettata la rendita INAIL perché la morte non era subentrata a causa dell'infortunio, mentre nel caso suo, sua mamma aveva la rendita INAIL perché era successo che suo papà era morto a causa anche dell'infortunio. Praticamente no, adesso è finito con la sua morte. Ecco, e dopo anche, non lo so, ho parlato con quella per avere così, se c'è la 13ª, bisogna fare domande? Allora, ecco, veniamo qua, adesso gli spiego bene. Tutti gli eredi, lei è solo figlio unico o altre? No, siamo 3 eredi. Ecco, voi 3 dovete venire al patronato e fare la domanda dei rati maturati non riscossi. Cioè, tutti i mesi che sua mamma si è morta, quando è morta questo mese? È morta l'11 di giugno recentemente. Ecco, lei ha diritto 6/12 della 13ª di sua mamma. Sì, perché però la mamma bisogna fare la domanda. Aveva anche l'accompagnamento e l'invalidità. No, l'accompagnamento non viene pagato fino a giugno, poi non aspetta. Ma l'invalidità civile che aveva neanche assieme, quello. Solo la pensione che aveva la signora, la pensione dell'INPS, avrà avuto una pensione. Va bene, quello che ci daranno... Ecco, lei deve venire lì, basta che venga uno, poi gli danno tutte le carte di fare gli altri eredi,
Ecco, lei quindi gli fanno la domanda di chieda il pagamento dei rati non riscossi, della 13ª non riscossi. Va bene? Serve dare codici IBAN? Ecco, sì, deve portare le carte d'identità di tutti e tre, i codici IBAN e il discorso del codice fiscale che può trovare anche sulla tessera sanitaria, che è più chiaro. Sì, beh. Va bene? Va bene. Signor Alvaro, grazie per aver chiamato. Grazie. Ringrazio e buona giornata. Grazie anche a lei. Buonasera. E ci facciamo una piccola pausa qui in studio. Rimanete con noi, mi raccomando. Messaggio: ho 40 anni di contributi e 56 anni. Quando vado in pensione? Velocemente la risposta, Tiziano? Allora, se c'è una verifica che deve fare, ripeto, come ho detto prima, dovrebbe fare l'estratto certificativo e poi vedere se lui può rientrare nei precoci. Però sapete benissimo che sui precoci bisogna essere a lavorare certi lavori, avere certe condizioni, o se no l'alternativa è 42 e 10 mesi più i 3 mesi di finestra. Se è un uomo? E se è una donna? Se è una donna invece è 41 e 10 mesi, un anno in meno in pratica. Ecco, mi pare tu dovessi parlare di un argomento specifico, anche perché c'è un caso che vuoi segnalare, che ti è capitato appunto di dover affrontare. Ultimamente mi è capitato, e non voglio fare una critica ai medici, anzi hanno tutta la mia solidarietà perché ce n'è sempre meno e hanno difficoltà con tanti pazienti che hanno. Ma l'altro giorno mi ha telefonato un mio amico, sono andato a trovarlo e l'ho visto in condizioni abbastanza pesanti, col sacchetto, con un rene tolto, eccetera, e gli ho chiesto: ma ti ha fatto il medico l'invalidità civile? No, non sapeva niente. Allora io ripeto, che i medici bisogna però che i pazienti lo chiedano. Fra l'altro possono fare anche la domanda di invalidità civile anche i medici ospedalieri. Io ho il caso del mio che seguo come amministratore di sostegno, la domanda di invalidità civile me l'ha fatta il medico dell'ospedale. Quindi credo che su questo non abbiano avere paura a chiedere al medico: dottore, cosa dice? Facciamo la domanda di invalidità, perché ammetto che i medici ne hanno tanti pazienti, devono vedere soprattutto quali medicine dargli, quali analisi fargli fare, e quindi questo è un po' fuori dalla loro portata, però è stato stabilito dalla legge che sono loro che devono fare il primo passo facendo il certificato di invalidità. Perché dico questo? Perché questo dà poi diritto a chi ha delle difficoltà a avere tutta una serie di aiuti, che non sono pochi, perché l'invalidità, in base alla percentuale che viene data, dà una serie di aiuti precisi alla persona, dall'assistenza proteica al discorso per chi è sotto una certa età anche dell'invalidità civile, dell'assegno di invalidità civile, poi per chi è grave l'accompagnatoria, perché mi è successo anche che in alcuni casi non è stato fatto neanche di fronte a casi gravi, e è sempre un aiuto per una persona che è in difficoltà, che è importante. Quindi io invito le persone con gentilezza di dire: dottore, dobbiamo fare anche questa di fronte al mio stato di salute. Si ricorda che c'è questa cosa che è importante. Parliamo di volontariato, mancano 3 minuti, ritorniamo da Rita. Ecco, io colgo l'occasione appunto che abbiamo con noi anche Manazzone per ricordare uno dei progetti importanti di Anteas, che è quello appunto dello sportello dell'amministratore di sostegno. Ecco, sempre di più questa figura è una figura che si collega, sì, certo, a quella che è poi la sua attività di amministratore di sostegno, che poi vorrei che lui raccontasse, perché diciamo sempre di più questi sportelli che
che noi abbiamo aperto e che sono rivolti ovviamente al pubblico dove i nostri volontari operano, sono sportelli diciamo che ci stanno dando delle soddisfazioni importanti, perché il volontario ha un modo di rapportarsi diciamo all'utente, come dire, riesce ad approfondire, riesce a cogliere magari quelle che sono le difficoltà di una famiglia e le necessità di una famiglia. Quindi se una famiglia si rivolge allo sportello vuol dire proprio che ha questa esigenza, questo bisogno. Quindi io solleciterei Manazzone a raccontare quelle che sono le procedure diciamo, per arrivare ad ottenere ci manca un minuto, abbiamo una telefonata veloce. Tutte le assistenti sociali dei comuni hanno un volantino che spiega dove sono i volontari. Le persone devono andare in questi centri di volontariato e quelli gli danno un aiuto a spiegare come funziona l'amministratore di sostegno e li aiutano anche a fare la pratica. Quindi naturalmente l'amministratore di sostegno deve essere una persona che il beneficiario gli dà la piena fiducia, perché quello è importantissimo, deve essere, perché è di sostegno, non è uno che gli toglie lo aiuta a vivere normalmente. Ma soprattutto identifica le problematiche di persone difficili, insomma, no? Che non sono in grado di poter approcciarsi. Però lo coinvolge, cioè non è una cosa distaccata come può essere altre forme che vengono decise per chi è in difficoltà. Qui ci deve essere una collaborazione precisa con la persona. 10 secondi per chi è in linea. Pronto? Buonasera, altrimenti rinviamo la telefonata alla prossima settimana e che ci dispiace. Pronto? Con chi parliamo? Niente, la telefonata, quindi io spero che chi ci ha chiamato adesso che magari riprovi a mettersi in contatto con noi la prossima settimana. Quindi in chiusura velocemente 20 secondi. Anteas ha una sede in via Battistice 60 a Udine. Noi abbiamo un sito www.anteas.fvg.it al quale possono diciamo, rivolgersi le persone che vogliono fare i volontari, ma anche non solo, anche gli utenti che vogliono chiedere informazioni. Grazie a Rita Nassimbeni, presidente Anteas del Friuli Venezia Giulia, grazie a Tiziano Manazzone dell'FNP CISL Udine e agente sociale. Grazie a voi per averci seguito, ci vediamo sempre con lo Sportello Pensionati mercoledì prossimo in diretta dagli studi di Telefriuli alle 18:15. Arrivederci alla prossima settimana. Buonasera. Buonasera. In collaborazione con FNP CISL Udine.